Lo ritengono un atto irresponsabile e arbitrario. I vescovi delle diocesi di Udine, Pordenone e Trieste non vanno certo per il sottile e prendono posizione sulle trascrizioni dei matrimoni gay contratti all'estero. Lo fanno prendendo carta e penne, scrivendo una lettera sui settimanali cattolici della regione in cui si rivolgono direttamente ai sindaci che hanno permesso questi atti. Non possiamo nascondere, dicono i vescovi, la sofferenza per certi travisamenti della realtà della famiglia e del matrimonio recentemente sostenuti da rappresentanti di istituzioni pubbliche. Iniziative come queste, commentano i presuli, non sono rispettose degli ambiti del loro potere e delle leggi vigenti. Pur essendo disponibile a un confronto, non manca una forte critica ai sindaci per le priorità scelte in questa vicenda che ignorano i veri bisogni della gente. È sotto gli occhi di tutti quanto la denatalità sia una delle più preoccupanti emergenze anche dei nostri territori. Per questi motivi, concludono i vescovi, le esigenze delle famiglie dovrebbero essere collocate tra i primi posti dell'agenda dei nostri amministratori, nei quali vorremmo vedere maggiore convinzione nel promuovere politiche più incisive a favore della famiglia.